Ciao followers, Chuck si gira, seconda parte, seconda lettura. Allora, da Anastasia Still. Ciao Christian, grazie per i fiori, i beissimi. Si gradiria un passaio. Tra parentesi aggiungerei, so scrocona. Grazie. Anastasia Still. Controllo il telefono e scopro che effettivamente Zencoren sta per deviare e chiamate sul BlackBerry. Jack è in riunione, così chiamo velocemente José. Ciao José, sono Anna. Ciao straniera, e il suo tono è così caldo e amichevole che quasi quasi mi metto a piangere. Non posso parlare massa. A che ora vuoi da essere là domani, pato mostra? Viento! Sembra eccitato. Certo che vengo, sorrido. È il mio primo sorriso sincero dopo 5D. Mi immagino quello ampio di José. 7 mesi, se vediamo domani. Ciao Giuseppe. Ciao José. Ciao Anna. Da Christian. Cara Anastasia, a che ora vuoi da passare torte domani? Da Anastasia. L'inaugurazione è 7 mesi. Che ora suggerissi tutti? Da Christian. Cara Anastasia, Portland è piuttosto distante. Posso venirte tore alle 5:45. Non vedo l'ora di vederti. Christian. Da Anastasia. Se vedemo è ora. Oh mio Dio. Vedrò Christian per la prima volta in 5D e il mio umore migliora impercettibilmente e mi concedo di pensare a come sia stato lui. Che so in mancà? Probabilmente no, non tanto quanto io il mese mancami. Avrà trovato un'altra sottomessa e il pensiero è così penoso che lo abbandono immediatamente, subito. Guardo a pia de corrispondenza che ho da esaminare per Jack e lo affronto. Mentre cerco di spingere di nuovo Christian fuori dalla mia testa, che a notte in letto mi giro e mi rigiro. E sia la prima volta che non piango fino ad addormentarmi, fino a ciappare sonno. Con gli occhi della mente visualizzo il volto di Christian, come che era l'ultima volta che ho visto, quando che sono da via dal suo appartamento. E la sua espressione tormentata a me perseguita. Ricordo che non voleva che me ne andasse, il che era veramente strano. Come sarebbe potuto rimanere quando le cose era arrivate a una tale impasse? Entrambi giravamo intorno ai nostri problemi. A me paura di punizione, a sua paura di cosa dell'amor. Me giro sul fianco e imbraccio il cuscino, sopraffatta da una tristezza schiacciante. Pensa di non meritare di essere amato. Perché si sente così? Da qualcosa che vedere con sua infanzia, quando che era un tosateo, con sua madre naturale e a prostituta drogata. I pensieri mi tormenta. Fie le prime ore del mattino, quando finalmente mi indormesso. E la giornata si trascina lentamente, pian pianetto, e Jack è insolitamente premuroso. Sospetto che sia per via dell'abito color prugna e dei stivali neri col tacco alto che ho tolto dall'armadio di Kate.
Ma non mi soffermo massa su sto pensiero. Ho deciso che col primo stipendio darò a fare un fiade shopping. E il vestito mi sta più largo ultimamente, ma non ne penso neanche. Finalmente arriva il 5 mesa. Togo ciappo a sacca e a borsa, cercando di tenere a freno il mio nervosismo. Sto per vederlo. Getto un appuntamento stasera? Mi domanda Jack. Passo davanti a sua scrivania per uscire. Sì, ma non è un vero e proprio appuntamento. Eo alza un sopracciglio e il suo interesse è stuzzicato. Chiaramente. Umoroso. Arrossisco, divento rossa. No, un mio amico, un ex. Magari domani tenderia di venire fuori a bere qualcosa dopo il lavoro. E a tua prima settimana se sta formidabile. Anna, avevamo da festeggiare. Sorride e a sua espressione rivela un'emozione che non avevo mai visto, facendomi sentire strana. Se mette mai in tasca e va via. Mi aggrotto a fronte. Andare a bere qualcosa col capo? Sarà una buona idea? Scuoto la testa. Go ad affrontare una serata con Christian Grey. Come penso di farga? Corro in bagno, per gli ultimi ritocchi. Fisso a lungo e in modo intenso e il mio viso nel specchio grande. Come al solito soppaida, come un isioro, coi occhiaie intorno agli occhi massa grandi. Sembro scarna, tormentà. Vorrei sapermi truccare. Metto un fiade mascara, un fiade eyeliner e mi pisse gonfiare i guance, sperando di darmi un fiade colore. Mi sistemo i capelli in modo che ricasca ad arte sua schiena. Fa suo respiro profondo. Gada bastare. Nervosa, attraverso l'ingresso con un sorriso e un saluto a Claire, della reception. Credo che Ea e mi podarissimo diventare amiche. Amighe. Jack sedriò parlare con Elizabeth. Con un ampio sorriso il me vie incontro e il me verse a porta. Dopo de Tian mormora, grazie caro, che sorrido imbarazzata. Taylor sedriò aspettarmi in tel marciapiè. Il verse a portiera della macchina, mi lancio un'occhiata esitante a Jack, che mi ha seguita fuori. Desidero guardare sgomento il SUV. Me volto e salgo sul sedile posteriore. Lui è lì. Christian Grey indossa il completo grigio, senza cravatta e a camisa bianca aperta sul collo. I soci grigi sbrilluccicano e a me si secca a bocca. E il gran aspetto magnifico, a parte sguardo corrucciato che mi rivolge. Oh no, quando è stata l'ultima volta che te che mangià? Me domanda con durezza, mentre Taylor sale a portiera di me. Merda. Ciao Christian, anche per me è bello vederti. Assa perdere a tua lingua biforcuta adesso, rispondeme. I suoi occhi ardono. Come mangiare un yogurt a pranzo. Ah, anche una banana. Quando è stata l'ultima volta che te hai mangiato un vero pasto? Mi domanda acido. Taylor mette in moto e si infila dentro il traffico. Tiro su sguardo e Jack mi saluta con la mano. Anche se non so come che abbia fatto vedermi attraverso il vero scuro. Che faccio un cenno di risposta. Chi sei o queo? Ringhia Christian. E il me capo. Guardo de sottecchi il bellissimo uomo in parte di me. E a sua bocca c'è una linea dura. E ora? L'ultimo posto? L'ultimo pasto?
Christian, davvero, non ga da fregartene un casso, mormoro, sentendomi straordinariamente coraggiosa. Tutto quello che me fa, tutto quello che te fa mi riguarda. Dimmelo, subito. No, non è vero. Emetto un gemito di frustrazione. Alzo gli occhi in cielo, mentre Christian stringe i suoi a fessura. Per la prima volta, dopo tanto tempo, ho voglia di ridere. Cerco in ogni modo di soffocare la risata che minaccia di esplodere. L'espressione di Christian si ammorbidisce, mentre mi fatico a restare seria e vedo l'ombra di un sorriso affiorare sulle sue bellissime labbra scolpite. Dunque, mi chiede la voce più dolce. Pasta e vongoe venerdì scorso, mormoro. Eo sarai occhi, mentre rabbia e forse rimpianto che attraversa il viso. Capisso, disse senza alcuna inflessione a voce. Te che l'aria di aver perso il manco tra chi, forse di P. Per favore, Anastasia, te che da mangiare? Mi rimprovera. Mi fisso i dei che tengo intrecciai in grembo, perché mi fa sentire come una putea colta in fallo. Se volta verso di me, come stato, mi domanda, la voce di nuovo dolce. Beh, veramente una bella merda, degluttisco. Se ti dicesse che stavo bene, mentiria. Eo inspira seccamente, anche a me mormora, poi allunga un braccio e metto a mano. Te me manchi, aggiunge. Oh no, pelle contro pelle. Christian, io. Anna, per favore, dovevamo parlare. So Dio per mettermi a piangere. No, Christian, per favore. Go pianto così tanto, go pianto massa in sti giorni, sussurro, cercando di tenere sotto controllo le mie emozioni. Oh, piccola, no. Lui mi tira il mettoe a mano e prima che me ne incorsa so sentà sui suoi ginocchi. E mi circonda coi bracci e affonda il naso tra i miei capelli. Te me si manca così tanto, Anastasia, e sospira. Vorrei divincolarmi da che a stretta a mantenere una certa distanza, ma i suoi bracci mi trattiene, mi stringe contro il suo petto, mi sciolgo. Oh, è qui dove voglio essere, dove che voglio essere. Metto la testa sul suo petto e io mi base i capelli più volte. So casa, odore di lino, di ammorbidente, di bagno schiuma e del mio profumo preferito. Christian, per un momento mi concedo l'illusione che tutto andrà bene e ciò placa e a mia anima devastata. Qualche minuto dopo Taylor accosta, anche se siamo ancora in città. Bien, Christian mi fa alzare dai suoi ginocchi. Siamo arrivati. Cosa? L'eli superficie sul tetto di sto palazzo. Christian getta un'occhiata all'edificio a mo' di spiegazione. Certo, Charlie Tango. Taylor mi versa a portiera, mi rivolge un sorriso caldo, benevolo, che mi fa sentire al sicuro, che sorrido a me volta. Dovrei restituirgli il fazzoletto. E ottenga pure, mi stil, coi miei migliori auguri. Arrossisco, mentre Christian fa il giro della macchina e metto il parman. Lancia un'occhiata interrogativa a Taylor che lo guarda impassibile, senza rivelare nulla. Nove? Gli chiede Christian. Che domanda, Christian? Sì, signore. Christian annuisce mentre si volta e mi conduce nel grazioso atrio del palazzo. Alla prossima puntata. Ciao follower!